Buonasera, benvenuti in diretta, sono le 19:31 di oggi, lunedì 31 luglio 2017, puntata del lunedì rigorosamente in diretta di Effetto Serra, il talk show sul social, dedicato un po' allo sport e un po' al sociale. Perché? Perché parliamo innanzitutto con un campione del ciclismo sardo e non solo, grazie a Walter Luccheddu per essere ospite della nostra trasmissione. Parliamo di, vedete alle nostre spalle, perché siamo ospiti dell'ASNET, che è l'Associazione Sarda Nefropatici Emodializzati e Trapiantati, perché la storia di Walter è assolutamente da tramandare, da ricordare e soprattutto da prendere ad esempio. Walter è un campione di ciclismo, è stato campione sardo a tanti livelli e soprattutto, diciamo così, fra i tra virgolette normali, passami il termine. Poi purtroppo una malattia ai reni in qualche modo l'ha frenato, però siccome è un corridore, è un combattente per natura, questa malattia è diventata quasi una valvola di sfogo ed è ripartito con più slancio ed oggi può vantare, chiedo scusa, addirittura doppia medaglia d'oro ai campionati del mondo per trapiantati a Malaga, svoltosi recentemente, quindi doppia medaglia d'oro vuol dire 2 volte sul tetto del mondo. Ecco, innanzitutto Walter, ti chiedo, tu hai vinto 266 titoli vari per la federazione, ecco, come nasce l'idea di poter ripartire dopo, purtroppo, quello che hai subito, che hai ricevuto? Beh, dopo tanti anni di stop a causa di problemi ai reni e nefropatia, ho dovuto comunque abbandonare il ciclismo per vari motivi, non c'era più l'idoneità sportiva, quindi nel 2011, quando ormai i reni avevano detto basta, non potevano più lavorare, sono entrato in dialisi e entrando in dialisi ho anche contattato direttamente l'ASNET per aiutarmi anche non solo a rinvigorire la mia vita da dializzare. Poi parlando del più del meno ho scoperto che c'erano anche attività sportive legate ai dializzati e trapiantati e quindi non mi è sembrato vero la verità. Con Cano infatti ho detto ma posso gareggiare? Sì, fai comunque tutti gli esami, logicamente anche l'autorizzazione dei medici e nel 2012, neanche dopo 3 mesi di dialisi, ho fatto già le prime gare con, chiamiamoli, normodotati. Logicamente è stata una faticaccia, ma non mi sono mai comunque ritirato in tutta la mia carriera. Il piede a terra l'ho messo solo una volta per una caduta perché la bici era impossibile rimettere la circolazione. Quindi tu sei appassionato delle 2 ruote da bambino, quindi giustamente dici per me è difficile pensare di mettere il piede a terra, però tu mi insegni che comunque gli ostacoli si superano. Ecco, il messaggio importante è che nonostante le difficoltà che la vita ti ha messo davanti, tu in un modo o nell'altro sei andato più veloce degli ostacoli. Sì, ho iniziato a 8 anni con la società ciclistica Donosfanari del mio paese. Già nel primo anno ho trovato degli ottimi risultati da bambino, quindi per me la bicicletta è diventata non solo uno sport ma anche un motivo per essere grande. Poi con questa, diciamo, piccola sfortuna, perché se consideri a cose anche più gravi, io ho dimostrato che comunque c'è sempre una speranza, c'è sempre un qualcosa che ti dà motivo per continuare. La dialisi è stato certo un colpo duro, io avevo già mia madre 30 anni in dialisi, quindi sapevo conoscevi già l'argomento. Prima o poi sapevo che anche io avrei fatto comunque quel percorso, però non mi sono abbattuto, ho avuto l'idoneità dei medici e ho inforcato nuovamente la bici con grande sofferenza, perché da dializzato non è come riprendere una persona normale. E poi sempre con Cano e l'ASNET abbiamo cominciato a fare le gare riservate soltanto a noi dializzati e trapiantati, cogliendo alla prima gara un titolo di campione italiano a Castelletto di Leno il 2 giugno 2012. Diciamo da lì è partito, siamo diventati un padre e un figlio con Giuseppe, perché diciamo ormai mi accompagnava dappertutto. Quello che ha fatto mio padre negli anni 80-90 oggi lo fa Pino Cano seguendomi dappertutto. Senti, però c'è anche da dire un'altra cosa, che ovviamente una situazione del genere, diciamo così, avrebbe forse, come posso dire, stroncato qualcuno oppure l'avrebbe messo un po' all'angolo. Non è stato il tuo caso, per fortuna, e l'orgoglio di essere riuscito a portare a casa 2 medaglie d'oro da Malaga ti dà lo stimolo ancora maggiore per continuare.
Beh, noi siamo partiti con l'intento di, innanzitutto, che anche un dializzato può fare attività fisica, poi logicamente ognuno ha i suoi limiti, logicamente ognuno reagisce come, diciamo che è la mente che ci dà la forza di fare le cose. Ecco, io sono stato fortunato che ho avuto anche l'appoggio di tante persone, sia dei familiari, della mia compagna, dell'associazione, che comunque quella è importante. Senza di queste cose comunque uno da solo deve superare degli ostacoli che sono difficili. Il messaggio è che comunque non bisogna mai arrendersi. Poi certo sono delle situazioni dove un dializzato è un conto, certe persone hanno altre patologie che purtroppo non ti permettono di fare attività fisica. Comunque il messaggio è rinnovarsi di giorno in giorno, e dopo il trapianto io ho avuto, diciamo, ho cambiato totalmente, perché la dialisi pregiudica tantissime cose, non solo la prestazione fisica, ma anche l'ambiente che ci circonda. La vita La vita quotidiana, perché sei sempre legato al macchinario, quindi quelle 4 ore al mattino e al pomeriggio le perdi, e poi dopo la dialisi diventa faticoso anche compiere le piccole fesserie tutti i giorni. Come è cambiata invece la vita agonistica, la vita da sportivo? La vita da sportivo è cambiata sensibilmente, tant'è che noi da dializzato abbiamo fatto un record dell'ora, non certo pensando poi al trapianto, perché può anche mai arrivare un trapianto, ecco. Tu sei in lista, però non lo sai quando c'è. non è un conto. E abbiamo stato un grosso record che era stato di 41.900, e da dializzato è già tantissimo, perché in quell'occasione io ho stabilito anche il record italiano dei Master 3 normodotati, non è poco. Dopo il trapianto io mi sono reso conto che c'era più benzina, ecco, il fisico rispondeva alla grande. La risposta è meglio, certo, e quindi abbiamo già anche quest'idea del secondo record dell'ora del trapiantato, non solo fatto per lo sport, ecco, per il mio orgoglio, ecco, perché io sono anche abbastanza tenace su queste cose, però l'abbiamo anche visto sul lato trapianto. Dopo il trapianto cosa può cambiare anche fisicamente, non solo nella vita quotidiana, ma anche a livello sportivo e agonistico. E c'è stato un miglioramento di oltre 2 km e 500 metri, perché chi va in bici innanzitutto 2 anni più vecchio, e anche fisicamente il corpo ha delle altre reazioni. E quindi abbiamo migliorato un record di un dializzato, persona, stesso velodromo, quindi le stesse condizioni c'erano sia nel primo che nel secondo. Quando ho battuto quel record ho battuto 2 volte, ho battuto anche me stesso, non solo una misura chilometrica. La sfida con se stessi, ma anche, potremmo dire, il rapporto anche con gli altri. Abbiamo detto la vita di tutti i giorni, ma anche e soprattutto, visto che ne stiamo parlando, anche dal punto di vista sportivo, perché tu sei passato dai normodotati ai dializzati o comunque ai trapiantati, e questo ovviamente ti ha reso, tra virgolette, diverso agli occhi dei tuoi colleghi, di chi correva con te per un titolo italiano, per un titolo regionale, e oggi invece si trova a che fare sicuramente sempre con un campione, ma in una categoria diversa. Sì, diciamo io ho fatto le 3 fasi, gli anni 80-90 con un Walter Uccheddu che qua in Sardegna ha vinto tantissimo, 226 gare, tanti titoli regionali, certo. 2 Coppe Europa per Nazione, comunque sono andato ai mondiali. Adesso da dializzato ho fatto tantissime cose. Da trapiantato mi sembra di ripercorrere una strada già vissuta negli anni 80, dove logicamente siamo tutti alla pari, ecco, tutti trapiantati. E quindi ho dimostrato che comunque quel piccolo Walter Uccheddu che c'era dentro di me è rimasto, sì, logicamente andare in bici è una cosa che rimane, non si dimentica, un po' come l'Ave Maria, così dicono. E poi diciamo, averlo fatto bambino è stato, logicamente anche per il futuro hai sempre un occhio diverso in bicicletta, quindi la tattica, tutte queste cose. Ho vissuto 3 fasi. Senti, però ti chiedo, ovviamente una domanda un po' tra virgolette scomoda, però va fatta da giornalista. L'affetto, la passione che hai trovato nei tuoi confronti, che hai riscontrato, non solo dal punto di vista prettamente agonistico, ma anche proprio per i risultati che portavi, quindi sportivo, come posso dire, l'hai trovato anche in termini di simpatia dovuto al fatto che sei diventato dializzato, oppure è la stessa, c'era prima e c'è anche oggi? Nel senso, la sensibilità che poi le persone riscontrano nei tuoi confronti. Beh, ho notato che diciamo, i tifosi che negli anni 80-90 erano
molto vicini a me, logicamente io sono mancato 15 anni dalle scene ciclistiche in Sardegna. Quando sono riapparso, logicamente io ho tenuto nascosto la storia della dialisi un po' non perché mi vergognavo, perché non lo so, ecco, sinceramente non mi sono dato Forse avevi paura tu di diventare troppo intimo, di dare una Sì, spiegazione troppo personale. sì, infatti nel primo periodo io ho gareggiato con le maniche lunghe perché non volevo far vedere la fistola, ma non perché mi vergognavo, comunque non ero ancora pronto ad affrontare questo argomento. Infatti ero leggermente, non dico deriso, però gli avversari che avevo mi vedevano indietro. Alcuni in qualche gara hanno detto: ma tu chiedi cosa ci fai qua nel retro? E vabbè, sto riprendendo. Poi dopo, quando ormai il caldo si faceva sentire in Sardegna, ho dovuto mettere la maglia a maniche corte, hanno visto, hanno fatto le domande e da lì comunque mi hanno visto con un altro occhio perché, cavolo, chi sapeva veramente la realtà dice: vieni a mirarlo perché è qui. Comunque ho fatto delle bellissime gare anche tra di loro. Quest'anno a maggio ho vinto il campionato regionale assoluto a cronometro, e quello forse per me è la vittoria più grande. Ecco, queste medaglie hanno un valore per i trapiantati, però essermi potuto misurare anche con le persone normali è stato grandioso. Che brutto dirlo normale, però diciamo, ormai, chi sta meglio in salute, no, mettiamola così. Però quindi da un po' il messaggio che, diciamo così, un po' nascosto stai facendo capire è che manca ancora, forse ancora un po' di cultura, ancora un po' di consapevolezza che purtroppo si può incappare in situazioni del genere da parte degli altri. Basti pensare, tornando indietro, ai tempi di chi era chi soffriva di diabete, assolutamente fare attività sportiva, assolutamente. Oggi invece stiamo parlando, siamo a preistoria, sono 25-30 anni, invece adesso gli atleti che sono diabetici sono competitivi comunque, perché anche loro hanno avuto il via libera e le persone si sono date. Io parlo anche di alcuni ciclisti che conosco. Il nostro messaggio principale è stato comunque: dopo il trapianto si può rinascere a una vita nuova, migliore da quella da dializzato. Poi chi ha avuto altre patologie, i trapianti di rene, godono diverso di un'altra cosa perché non hanno fatto la dialisi, quindi il loro passaggio è stato, diciamo, da una vita semi bella, chiamiamola così, a una vita, diciamo, da trapiantato ancora migliore. Quindi bisogna interpellare anche un altro genere di trapianto. Senti, che valore hanno giustamente tu prima hai parlato delle vittorie in Sardegna, non solo, ma che valore hanno oggi i due titoli mondiali? Perché comunque la spedizione sarda è stata bella corposa e ha portato molti risultati, è il caso di dirlo, non solo come Aslet ma anche altre associazioni che sono partite insieme a te. Però questi due ori per te e per l'Aslet che rappresenti fondamentalmente, che valore hanno? Il valore, diciamo, sportivo, già aver fatto prima la cronometra, aver vinto il titolo, mi sentivo già pagato, la verità. Quindi la corsa su strada, che era l'indomani, partivo già... Hai giocato il jolly, direi. Diciamo, vabbè, partivo già con una medaglia e già un vantaggio. Cioè, io il mio l'ho fatto, poi tutto quello giusto, hai pensato a una cosa del genere? Sì, la notte ho pensato a quello, poi il pomeriggio avevamo la gara a cronometro a squadre, che è andata abbastanza bene. L'indomani avevo quell'idea, come va, però durante la gara ho ceduto, ecco, alla fine è venuto l'agonismo lo stesso, se ce la faccio voglio vincere anche quella. Era molto ambizioso perché tutti vogliono vincere. Ma assolutamente, chi è di gareggia solo che partecipa. De Coubertin ci fa, insomma, nulla, non dice nulla in confronto. Da 36 atleti che siamo partiti, siamo rimasti un gruppo di 12 atleti, non si è sgranato nessuno, la gara è stata tiratissima, c'era un saliscendi, via e vai, quindi, curve. competitiva fino in fondo. Sì, io a volte ho fatto fatica in questi 30 km che non faccio fatica in 100 dove c'è molta più calma, ecco, la verità è quella. Logicamente poi il messaggio è comunque è una vittoria di tutti, non è solo mia, dell'equipe medica che mi ha fatto il trapianto, della famiglia del donatore, dell'ASNET che ci segue, dei donatori di sangue dell'Avis, che senza la donazione di sangue non si può fare un trapianto, non si può fare una qualsiasi operazione da nulla. Tant'è che io domenica sono stato diciamo testimonial anche alla donazione del sangue a Gonos Fanatica, dove c'è stata una raccolta di 45 sacche che, considerando il caldo, la gente avrà preferito andare al mare, hanno fatto un piccolo sacrificio, e questo dimostra quanta solidarietà
Io, in questo caso. io ne approfitto, mi si perdonerà anche se lancio l'appello, perché comunque c'è sempre richiesta di sangue, In quindi Sardegna per chiunque, soprattutto appunto per trapianti, ma non solo, anche per la semplice Qualsiasi operazione, operazione, c'è se no- sempre bisogno di sangue, quindi chi può, chi è in ottima salute, va a donare sangue, perché comunque alla fine tutti quanti abbiamo bisogno di essere altruisti. Ecco, questo è un gesto È una- che non costa nulla, anzi molte volte si dice che fa anche bene, perché il cambio delle cellule sì, poi perfetto. è positivo. I donatori sono dai 18 ai 60 anni, uomini, donne, c'è un piccolo prelievo dove comunque si stabilisce se è idoneo anche a fare questo, un po' come il trapianto del rene, solo che lì è una chiamata diversa, diciamo, purtroppo Il rene purtroppo non ricresce, il sangue no, poi si il si trapianto, i trapianti, la donazione di trapianti è una cosa che va fatta quando uno ha un rinnovo della carta d'identità, quindi oppure direttamente alle liste, e anche quello è un grande gesto, perché tutti speriamo di non averne bisogno e tutti speriamo di non diventare mai dei donatori, perché c'è di mezzo la morte, però Certo. diciamo quante vite sono salvate negli ultimi anni con queste donazioni. Ti chiedo, Walter, adesso qual è il tuo futuro, cosa ti aspetta di qui in avanti? Perché una volta che raggiungi il tetto del mondo dici il mio l'ho dato, ho fatto il massimo, più di così, cioè cosa ti aspetta? Quali sono le prossime sfide? Innanzitutto adesso sono in una fase di riposo, perché sono da ottobre, ho fatto oltre 20.000 km tra il record dell'ora, gare, quindi io non mi sono fermato a nulla, adesso sono in una fase di riposo. Molti mi hanno detto perché non chiudi le tende E ti ritiri a vita privata? come quando mi sono ritirato negli anni 90 da campione sardo, e quindi ho detto sì, diciamo che i campioni si ritirano da campioni, io siccome voglio ancora fare da testimone, e poi avendo i campionati europei l'anno prossimo proprio in casa, non mi sembra il caso Ricordiamolo, perché insomma poi alla fine dal l'obiettivo 17 al 24 di giugno del 2018 Cagliari ospiterà i campionati europei, è stata una grande vittoria anche quella, quindi quest'anno quindi devi essere portacolori, Sono stato, diciamo, portabandiera e difendere anche fatto, sì, il titolo del mondo. sono stato anche fortunato, chiamiamola anche a partecipare con una maglia ridata, dove sicuramente non indosserò la maglia azzurra, perché se c'è un titolo di mezzo ha valore, poi saranno la nazionale a decidere se potrò gareggiare nelle due discipline con la maglia ridata oppure con la maglia della nazionale italiana, questo vado a decidere, quindi per un altro anno mi avranno in mezzo ai piedi ancora la bicicletta. Quindi l'obiettivo è quello di prepararsi, non adesso, magari fra un po', iniziare la lunga pedalata, la lunga marcia verso i campionati europei che si svolgeranno a Cagliari, dicevo giustamente prima Walter, e sarà sicuramente un'altra bella lotta, un'altra bella sfida, perché a maggior ragione perché in casa a Malaga, diciamo che in Spagna, non ti conosceva nessuno. Conterraneo, perché la Spagna e la Sardegna qui il pericolo è che ti conoscono, non puoi fallire, non puoi deludere. Qua sarà più senz'altro sarà più difficile, perché quando uno, diciamo, ha dimostrato di aver vinto sia la cronometro sarà sempre tenuto d'occhio, però cercheremo di fare innanzitutto un percorso adatto alle caratteristiche mie, sempre permettendo anche. Chiudo questa diretta con l'ultima domanda: il messaggio o il consiglio che Walter Luccheddu vuol dare a chi ci sta seguendo in una situazione di vita che ti ha portato ad essere, tra virgolette, doppiamente campione in due ambiti diversi? Sì, il mio messaggio è: qualsiasi sia l'ostacolo, che sia un problema di dialisi o un'altra malattia, logicamente, che ci permetta di fare attività, non bisogna arrendersi, perché arrendersi, diciamo, è troppo facile. Alzare bandiera bianca non è bello, quindi il mio messaggio, il nostro messaggio degli atleti anche trapiantati è stringere i denti e mettersi una giacca nuova e partire, ecco, farsi la barba e partire. Paolo dice: Walter era un primo tifoso d'eccezione, il dottor Mauro Frongia, che l'ha trapiantato di rene, quindi anche il dottor Mauro Frongia in qualche modo lo hai portato con te in bicicletta sul titolo, sul podio. Sì, ho portato con me il donatore, perché quello è dentro di me comunque, e poi logicamente l'equipe che è favolosa, perché comunque mi seguono come se fossi, per loro sono un pupillo, perché poi anche una testimonianza di una resa anche medica, ecco. Perfetto, allora io ringrazio innanzitutto tutti voi che vi siete collegati in diretta, che vedrete questo video di qui in avanti.
Ringrazio Walter Luccheddu, campione del mondo, doppiamente campione del mondo per la categoria trapiantati, che ha conquistato a Malaga da un mese fa, se non ricordo male. 27 e il 28 di giugno. E quindi siamo al 31 luglio, quindi un mese fa circa, che ha corso, ricordiamo, per l'ASNET, l'Associazione Sarda Nefropatici e Modelizzati e Trapiantati. Io vi do appuntamento domani, solito orario 19:30, per un nuovo appuntamento con Effetto Sera, il talk show su social. Vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere e ovviamente di far diventare virale questo video. Ancora grazie Walter, grazie a tutti e buona serata. A presto, ciao a tutti, ciao ciao.